Il primo compito del Presidente di una regione è assicurarsi che i soldi pubblici siano spesi, utilizzati con oculatezza e trasparenza. Sui fondi per il sociale noi in questi giorni stiamo vivendo una situazione paradossale e vergognosa. Sì, vergognosa, caro Zaia, perché non ci hai ancora spiegato come sia potuto accadere che a Nervesa della Battaglia i fondi destinati ai disabili, 3 milioni di euro, siano finiti per finanziare una birreria degli amici di qualche tuo assessore. E non puoi, caro Zaia, non puoi dire che non ne sapevi niente. Ma com'è possibile che tu non sappia mai niente di nulla? Ma com'è possibile che tu non sappia mai che cosa succede in regione? Allora ci sono due possibilità. O non sapevi, e allora non governi e non controlli, cosa grave, oppure ancora peggio, tu hai fatto finta di non sapere che quei soldi finivano in mano degli amici, mentre tagliavi i fondi al sociale, mentre tagliavi i fondi ai centri antiviolenza per i minori, dando sempre la colpa a Roma. A Monselice, la regione dava 4 milioni di euro all'IPAS di Padova affinché costruisse un edificio per 30 ex detenuti e disoccupati. Dopo 3 anni il terreno è stato acquistato, il capannone è realizzato, l'azienda ha preso i soldi, ma di posti di lavoro non se ne vede neanche l'ombra. E non puoi, caro Zaia, aspettare che sia il Gabibbo a raccontarti che cosa succede nella tua regione.